Questo video potrebbe causare convulsioni in soggetti che soffrono di epilepsia addirittura. Che cazzo ho detto? Soffrono di epilepsia Sono i Looney Tunes. Ah no, è Young Signorino e già mi mette un po' di ansia. Io immagino sempre di trovarmelo a fianco al letto, mi sveglio e mi trovo essa a fianco, l'infarto. Portateci roti puttana. Ma stai dicendo a me? Siamo tutti roti per strada. Ma si discocci di cantare perché vi ha registrato? Si sente proprio la voce sfastriosa. Mi sfasci tutte le sere. Si sente già le sirene. E che le ci vorreste? Che l'ambulanza? Sta troia vuole solo a me. È una troia e vuole solo te. Allora non è troia, bravissima ragazza, scusa, vuole una sola persona. Perché mi sfasci ma bene. Bevile. Che cosa? Mischiale. Ma di che stiamo parlando? Io non voglio fare ste cose. Calale. No, se stiamo parlando di droga, te lo giuro, guarda, lo so che tu proprio sei un rivenditore autorizzato, però io non sono interessato. Guida forte quando torni. Come guido forte quando tenga la 600? Mi sfascio già prima di entrare. Non li voglio i tuoi free drink, no. Non vuoi free drink? Tu sei spazio, a me se mi danno i free drink me bevi, sincero. Torno come la richiesta d'amicizia di una ragazza tosta. Come accetta? Guarda un altro locale. Tu mo si te la su da sto locale, c'è 30 anni. Ci cacceranno da qui. A me queste immagini mi mettono un senso d'ansia. Tengo una punta d'ansia, mi sta facendo pure poco ernia e secondo me mi stanno facendo i calcoli. Scemo, dammi la tua puta. Io te lo giuro, guarda, io ti voglio veramente bene. Però per favore, uno, non mi comparire a fianco al letto durante la notte e due, io non capisco le tue parole. Se no me la prendo io. No, non te la devi prendere. No, non è che me la prendo, però mi piace se capire. La farò stare da Dio. Ah, ma chi? Scusa, mi sta andando in lei? Sforzo di vomito. L'ambulanza. Allora, questo l'ho capito bene. Capisco che forse stai dichiarando le tue necessità. La danza dell'ambulanza. Guarda, tengo la mia nonna che si sta preoccupando per me che sto guardando sto video. La danza dell'ambulanza. Stava facendo di da quando ero piccolo e mia mamma mi voleva comprare i giocattoli. La danza dell'ambulanza. Questa canzone è capace di ripescare tutti i ricordi brutti della mia vita. Sto stressandomi. Tu ti stai stressando. E io che da quest'altra parte mi fa impressione. Guarda, non da pigliare, però mi fa impressione. No. Sto allucinandomi. Ma ha cominciato con la vecchia fattoria. Splashiccandomi. No, hai fatto bene a mettere i perché io ci tengo proprio assai. Sto incazzandomi. Tu stai incazzandoti. Sto scopandomi. Aspetta, perché non ho capito le altre cose. Sto scopandomi, come dicono in Francia, manchembrella. E facciamo una trutto. Sto danzandola, lei si innamora, sto baciandola. E il reggi stomaco sta guaglione, cioè ci riesce? Sto fumandomi. Ti stai autofumando? Autocombustione? Sì, medicine insieme ai medici stanno giocandoci. Sì, medicini insieme ai medici stanno giocando. Guarda, io te lo giuro, non è che sto enfatizzando. Io non sto capendo manco cazzo, te lo giuro. Come etilici felici. Non esistono come etilici felici. Che cazzo di messaggio lanci per i ragazzi? Non solo gli fai dimenticare l'esistenza di quaderni e sa cominciare a scrivere in faccia pure loro. Ma che cazzo dici? Retine fascicerotti, disinfettanti. È diventata una puntata di Dottor House all'improvviso. Disinfettanti, retine fascicerotti. L'ambulanza. Ma ha cominciato oggi il ritornello. Io me ne voglio andare dall'Italia. La danza dell'ambulanza. Mangiala, tanto già tiene a panza. La danza dell'ambulanza. Io capisco che magari chi tiene cose soia avrà passato un brutto periodo della sua vita. Spero cooperativa all'elementare, perché se no non so cosa dire. Ci siamo. Non ti posso rispondere perché sono a Napoli. Sulle mani. Posso evitare io che non sto a Cesena. Su. Di noi nemmeno una nuvola. Che sei bello, Su. Io te lo giuro che a questo frastuono preferisco la Maronna dell'Arco quando va a stare domenica mattina non sotto la mia finestra, a fianco un letto mio. Io non lo so com'è possibile che vengano fuori queste cose. Ve lo giuro che non è per giudicare, perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Però io veramente sarei indeciso tra ascoltare questa canzone e mettermi 4 dita in culo. E ad ogni modo vorrei sapere pure voi che cosa ne pensate. Seguitemi su Instagram e rispondete ai miei sondaggi che metto nelle stories. Io veramente non so che cosa dirvi. Lascia un mi piace e tagga un amico. Io me ne vado. Veramente mi serve un'ambulanza, perché